L'arrivo del robot domestico. Se ne occupa Scenari, la rubrica di tecnologia a cura di Roberto Reale. Monitor eleganti che controllano luci, suoni, aria condizionata, videocamere. La casa intelligente è arredata con moderne tecnologie che migliorano la vita. Di questo si occupa la domotica, dell'automazione della casa. Cercare una connessione tra quelli che sono gli oggetti di design per la casa e la tecnologia. Quando ci sarà questa interfaccia fra la parte tecnologica e umanistica, ecco, credo che allora potremo avere una domotica che sa dialogare con le persone che mangiano, che bevono, che camminano, che vivono. La tecnologia entra dentro i mobili, ma non è proprio alla portata di tutti. Questa poltrona con questa configurazione audio costa attorno ai 6.000 euro più le tasse. Insomma, la casa automatizzata si diffonde anche da noi, ma qualche addetto ai lavori evidenzia altre priorità da risolvere. Risolviamo prima non tanto la casa del futuro per pochi, quanto la casa del presente per molti. Spazi sempre più ridotti ma efficienti, come questo loft che sta tutto in un cubo, mentre la stanza del maggiordomo diventa quella del robottino domestico. Gli architetti che progettano le case del futuro hanno pensato a una stanzetta dove far dormire i robot, visto che in Giappone i robot si stanno diffondendo, fanno assistenza agli anziani, vuotano il secchio della spazzatura e spengono anche un incendio che può scoppiare dentro casa. Ma questi robot avranno un'anima, avranno dei sentimenti, come diceva Philip Dick, sogneranno pecore elettriche. Tecnologia e automazione entrano ormai prepotentemente nelle nostre case. Ci affidiamo a soluzioni sempre più sofisticate per migliorare la nostra vita domestica. E questo è solo l'inizio, il punto di partenza della vera rivoluzione, quella dei robot. Nell'immaginario cinematografico i robot sono un po' come gli alieni, o sono simpatici, divertenti, o, in alternativa, cattivissimi. In realtà, prima che arrivino nelle nostre case, c'è una questione da risolvere. Il problema è quello di realizzare dei robot di nuova generazione che possano interagire con gli esseri umani in totale sicurezza. Non devono farci del male. Questo braccio meccanico è un buon esempio. Sente il fatto che io lo sto toccando e automaticamente asseconda il mio movimento, senza paura, diciamo, di urti o di collisioni. E le culture nazionali giocano un ruolo importante. Ai giapponesi piacciono i robot con una forma umana. Gli europei la vedono diversamente. In Italia, in Europa e nelle società, diciamo, occidentali, il robot deve essere macchina, cioè deve essere funzionale all'uomo. In Italia siamo bravi in parecchie cose. Abbiamo un ruolo importante proprio in questo campo della cosiddetta roboetica. Siamo quelli che hanno cominciato questi ragionamenti in Europa e serviranno per dare una maggior consapevolezza ai robot del futuro. Ed ecco i settori di ricerca dove gli italiani sono più avanti. Siamo bravi nella robotica sottomarina, nelle macchine industriali e soprattutto nella biomedicina. Non è lontano, insomma, il tempo in cui gli automi entreranno nelle nostre case, con un obiettivo che è anche una speranza. Dobbiamo dare delle regole ai robot che non imitino gli uomini e che facciano qualcosa di meglio. Excuse me, how do I get to Bigwell Industries? Oh, right. Never mind.